Grazie a tutti che siete venuti, regionale Bohem, poi molte altre persone. Presidente Serracchiani, inaugurata oggi la Casa di Tino, progetto innovativo a favore delle persone affette di Alzheimer, un progetto che si inserisce appieno nelle linee guida regionali per la domiciliarità. Sì, un progetto che si inserisce appieno, estremamente innovativo, e infatti dobbiamo risolvere alcune questioni burocratiche, ma partiamo con il piede giusto. Intanto abbiamo un luogo importante, la Casa di Tino. Va ringraziata la famiglia Chiandetti, l'associazione Vicini di Casa, l'amministrazione comunale, il distretto sanitario, perché hanno creduto veramente in un progetto importante per la nostra comunità. Quando si affronta una malattia cronica grave, seria, disabilitante come quella della demenza senile o di forme di Alzheimer, si ha bisogno anche di avere un luogo, il luogo giusto dove poter vivere, dove poter essere curati, accuditi, e quindi questo è effettivamente una di quelle risposte a cui la riforma della sanità ha lavorato.